Buon pomeriggio amici di Eleven Sport, benvenuti allo stadio Basilio Canu di Sennori. Noi qui per raccontarvi la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B femminile. Torres e Genoa si sfidano in una gara che mette in palio 3 punti già pesanti per entrambe le squadre. Tana come può. Pierre chiama il pallone Devoto e il servizio invece per Ogonna che arriva al cross. Devoto! La grande parata di Macera. Può puntare Spotorno. Occhio alla velocità della numero 13 che entra in area. Ancora Ogonna, tutta mancina, va dentro con Devoto che era completamente libera. Il pallone però ce l'ha ancora la Torres. Devoto in area, Devoto! La parata da parte di Macera. Già con il destro. Buon pallone alleggerito in zona Giulia Whitehofer. Un altro lancio centrale, occhio perché il pallone diventa buono per Pedio, sinistro, grande parata di Macera. Mette fuori, allora Torres che prova a far correre Iannazzo, può arrivare su questo pallone, lo mette dentro di prima, non perfetta Macera, sta arrivando Fadini, il gol della Torres, ha sbloccato la partita, la squadra di casa, appena entrata Fadini ci ha messo 2 minuti e 15 per stappare la partita. Fernandez ancora da Giulia Tortarolo. Ottimo il break della numero 10. Arriva anche il cross sul secondo palo. Ha pareggiato il Genoa. 1-1 immediato della formazione di Marco Oneto. Missiona Pierre. Tortarolo porta via il pallone a Pierre, ma da quelle parti c'è ancora Blasoni. Occhio a Pedio che può puntare l'area di rigore. Secco il primo dribbling, ancora Pedio. Destro di Antonella Pedio. È l'arma in più della Torres. Ancora Whitehofer mette dentro il pallone. Devoto quasi non ci crede. Blasoni, sinistro, palo. Sfortunatissima qui la Torres. Tornata a bussare Blasoni. Per entrambe le squadre. Batte, colpo di testa, diventa pericoloso dentro l'area con Tortarolo, esce Deiana. Applausi per Marica Deiana. Il pallone poi arriva dalle parti di Blasoni che calcia addosso a Bargi in area. Bargi, il tunnel, Bargi tutta sola, Bargi! Grande parata di Marica Deiana che mantiene sull'1-1 il risultato. Del Genoa al limite dell'area della Torres, più Campora pronta al limite, il pallone che spiove al centro. Poi Deiana, errore clamoroso qui della Torres con Deiana che era stata una delle migliori in campo fino a questo momento. Parte Congia, il pallone gira sul secondo palo, ne calcola la traiettoria Macera e lo fa suo. Pallone che arriva dalle parti di Congia. Rilancia Valentina Congia e va da Iannazzo. Fischia 3 volte Colelli, è finita Torres Genoa. Riescono le Grifone a portare via i primi 3 punti della loro stagione. La Torres va invece incontro alla seconda sconfitta consecutiva, non era ancora successo con Ardizzone in panchina.